Perché per voi è importante questo gazebo? Perché per noi ci aiuta notevolmente sull'accoglienza dei bambini al mattino, nella fascia oraria dalle 7:30 alle 9 e indubbiamente ci mette nelle condizioni di dare uno spazio coperto, magari nelle giornate quelle più negative, quelle più piovose, e per poterli accogliere in sicurezza. Perché voi dovete accogliere di fuori. Esattamente. Anche questo è coronavirus, bambini verificati e sanificati all'esterno con genitori e nonni che non possono entrare nelle strutture. E per quasi tutte le scuole questa operazione viene all'aperto in condizioni non sempre favorevoli. La situazione non è passata inosservata alla Savno, che ha aggiunto alle tante iniziative a sostegno delle scuole in Sinistra Piave anche la distribuzione di gazebo, come questo dell'asilo di Gorgo. Alle scuole serviva qualcosa di concreto per questa accoglienza e poi la Savno, come sempre, quando serve dà una mano per cercare di sollevare un attimino le difficoltà di questo momento da parte sia delle amministrazioni sia di tutte le scuole di ogni genere e grado. Certamente una piccola idea che però è diventata in breve un successo travolgente nei 44 comuni del consorzio di Sinistra Piave. Sì, tanto è vero che ne avevamo ordinati un centinaio e adesso siamo già arrivati a una richiesta di 312 a oggi. E ho paura che dopo questa intervista arriveranno anche altre richieste. Forse un piccolo aiuto, ma sicuramente uno dei tanti mattoncini che sostengono soprattutto le scuole paritarie particolarmente penalizzate da questo contagio. Diciamo che l'altro giorno con alcuni colleghi abbiamo parlato di pensare a questo come un anno nel quale si abbassa la testa e si aspetta che passi la tempesta. Situazione insostenibile nel lungo periodo, senza un impegno concreto da parte delle istituzioni. Il Veneto ha il 60% del paritario che sostiene soprattutto la fascia di età materno-infantile. Penso che ci sia la necessità di guardare a queste scuole con un occhio particolare di sostentamento, perché è evidente che così sarà difficile che si mantengano le strutture e si riescano a gestire i bilanci a zero, per capirci.